Bene, passiamo al punto numero 4, risposta all'interrogazione numero 256 della consigliera Capozzi. Interventi per la prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico lungo il corso del fiume Tagliamento. Prego, consigliera Capozzi. Grazie Presidente. Con questa IRO interveniamo rispetto a un tema più che mai attuale, ovvero l'opera di laminazione del Tagliamento. È una IRO che ho depositato a maggio e che a cui finalmente viene data una risposta. Voglio partire dalla delibera numero 530 dell'11 aprile con cui si prevedeva un'opera di sbarramento adiacente al ponte di Dignano e ad oggi l'unica opera esistente all'atto pratico, visto che questa delibera non è stata ritirata. Pertanto io le sto a chiedere, Assessore, come mai sia stato approvato un documento preliminare all'avvio della progettazione di un'opera finalizzata alla laminazione delle piene del medio e basso corso del fiume che costa 5 volte più dell'intervento previsto nel PGRA. Come mai non sia stato rispettato il termine di 100 giorni per la presentazione del documento dalla data di affidamento? Come verrebbe finanziata la traversa adiacente al ponte di Dignano, il cui documento preliminare prevedeva una stima di spesa di 200 milioni. Quali alternative alla traversa laminante sono state prese in considerazione prima dell'approvazione dello studio preliminare? Se e come e quando verranno realizzate le altre opere previste nell'allegato 3B sul territorio regionale e quale sia la loro fonte di finanziamento. Infine, se ritenga corretto che sia sottoposto a valutazione ambientale strategica il piano di gestione del rischio alluvioni del distretto idrografico delle Alpi orientali, alla luce della significativa modifica dello stesso, prevedendo non più una sola opera di laminazione e quindi il ponte traversa di Pinzano, ma ben due, la costruzione di una traversa laminante con luci mobili e paratoie piane adiacente al ponte di Dignano e la realizzazione di una traversa adiacente al ponte di Madrisi e costruzione di casse di espansione fuori alveo. Grazie. Prego, Assessore, per la risposta. Rimetterò il solito disco. Comunque abbiamo risposto già nella seduta della quarta commissione del 4 novembre, quindi rispondo per punti. È stato approvato punto 1, approvato un documento preliminare all'avvio della progettazione per le opere attualmente previste dal piano rischio alluvioni. Data la natura preliminare del documento, i costi sono una stima approssimativa, così lo erano i precedenti per le opere previste dai piani precedenti e dal piano stralcio sicurezza idraulica. Al punto 2, la questione è meramente tecnica, non politica. Gli uffici riferiscono che i colloqui e le verifiche condotte con l'autorità di distretto hanno comportato più volte la sospensione dei termini contrattuali. Al punto 3, attualmente il Ministero ha messo a disposizione l'importo indicato e le restanti risorse sono da reperire. La nostra Regione sappiamo che ha una buona finanza, abbiamo già integrato per esempio la spesa per il ponte di Latisana, dove a fronte di 18 milioni da parte dello Stato ne abbiamo messi altri 22, perché l'opera finale costerà 40 milioni. Il documento approvato è il documento preliminare all'avvio della progettazione, nell'eccezione dell'articolo 15 del DPR 207/2010. Il documento risponde al quadro di esigenza dettato dal piano. Nello stesso sono richiamati i passaggi agli studi precedenti con le relative valutazioni di tutte le alternative a scala di bacino idrografico, tutte le alternative, considerato che l'affidamento prevedeva le condizioni di tutti gli studi effettuati dal 1966 ad oggi. Le ulteriori opere previste dal piano seguono la programmazione del Registro Nazionale di Difesa del Suolo, rendis a parte, con i finanziamenti statali e in parte regionali. Al punto 6, il PGRA ha visto una fase di gestazione, conclusa nel marzo del 22, molto lunga e rispettosa della procedura prevista dagli articoli 68 del decreto legislativo 152/2006.
Le modifiche delle opere contenute nell'allegato 3, ovvero il tabellone delle misure, viene disposto con previsione contenuta nello stesso PGRA, all'articolo 6, con decreto del segretario generale del distretto. Si precisa che il decreto in questione sia aggiornato l'intervento nell'ambito della misura M32, che è rimasta invariata. Di conseguenza, in mancanza di un'incidenza sulla misura del piano, non è necessaria alcuna valutazione ambientale strategica, VAS, semmai, dovendosi valutare in una fase successiva, ciò dedicata, l'incidenza dell'intervento sulla matrice ambientale all'interno delle specifiche procedure amministrative preordinate la VIA. In conclusione, sicuramente i progetti delle singole opere saranno sottoposti alle verifiche di impatto ambientale nel caso siano necessarie. Come più volte sottolineato con le parole seguite dai fatti, ormai 6 incontri pubblici sul tema, considerata l'ultima quarta commissione del 4 novembre. Ho sempre detto che c'è la massima apertura al dialogo e la massima apertura alla condivisione con il territorio, come annunciato a tutti i sindaci nella lettera che ho spedito loro. Appena verranno incaricati i progettisti delle varie opere, vi saranno gli incontri tecnici con i comuni interessati. Dico soltanto che dopo 60 anni qualcuno non manda la palla in tribuna, però non sono disposto a fermare il treno che è partito. Poi se qualcuno mi darà un contributo diverso, ripeto, non c'è nessun progetto esecutivo in questo momento, quindi è partito l'iter e intendiamo andare avanti. Grazie. Grazie Assessore. Prego consigliera Capozzi. Io ringrazio l'Assessore per la risposta. È chiaro che rispetto a questo intervento abbiamo delle posizioni diametralmente opposte. Mi riservo ovviamente di fare delle considerazioni rispetto a informazioni che ormai sono anche piuttosto risapute. L'unica osservazione che a caldo mi sento di farle è quella relativa alla stima approssimativa, perché Assessore inizialmente si era parlato di 40 milioni, oggi se ne parla di 200, quindi approssimazione con un eccesso di 160 milioni mi pare che rasenti il ridicolo, insomma. Grazie. E su questo è pacifico che parliamo di opere diverse. Ma infatti a tutt'oggi noi non ci spieghiamo come mai la delibera 530 non sia stata ritirata, perché è l'unico atto che è tuttora valido, la generalità di giunta, nel quale si parla di ponte e traversa, come sa anche lei, non ha lo stesso valore di una delibera di giunta, ma siamo sul fronte di una dichiarazione o comunque al limite di quello. Grazie.